ci troviamo in Texas, dove tra qualche minuto assisteremo con voi alla gara della Moto3. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono... Bene raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Siamo a Austin ragazzi, basta guidone. Siamo a Fisica Pro e siamo ottavi in griglia. Forse abbiamo trovato il giusto compromesso intanto, finché non impariamo bene. Vai. Stiamo attenti però ragazzi perché sarà veramente dura, Vai. Saranno 4 giri di sofferenza purissima, perché basta un minimo errore sei fuori con la Fisica Pro. Però a sto punto è il giusto compromesso. Sto un po' allenando ragazzi perché sennò veramente facciamo cagare. Però dopo non possiamo ancora sviluppare niente, ma abbiamo ancora i soldi sufficienti, però voglio cominciare chiaramente dal motore, devo tirare un po' su sto motore perché non è proprio la cosa più bella del mondo. Occhio, subito rischio qua. Non è un sorpasso. C'è Toba. C'è Toba. Andiamo a trovare dei supernomi validi. Sceglieremo insieme ragazzi. Mamma mia che rischio. Rodrigo Borgia ragazzi, c'è Borgia. Abbiamo Borgia davanti. Siamo partiti a Carone, questo è un circuito abbastanza favorevole comunque. Possiamo sfruttarlo, poi piano piano rialziamo il livello di difficoltà ragazzi per riportarlo almeno a 100. Il primo giro sta scorrendo bene, siamo quarti, no quinti scusate. L'obiettivo è arrivare decimi in campionato, quindi va più che bene, solo che so, i rettilinei mi svermiciano in tanti. Poi andiamo pianino. Qua piano piano ragazzi, piano. Sarà bagar vera. No, non dal mio tempo, meno male che speriamo che stiamo su. Rigoroso il taglio curve. Sarà dura beccare i primi 4. Borgia, un buon vantaggio Borgia. Abbiamo un androlone dietro. Che per me era un rodino e un androlone. Questa è la sentenza comendiana. Mamma mia ragazzi, ma non mi ricordavo così adrenalinico con Fisica Pro. Molto più bello. Ricordiamo che giochiamo tutto a cannone. Grazie di quelle belle, di quelle curiose, di quelle inaccettabili forse. Quel cane Cavareggio che ha già 3 secondi in meno di me. Scarso Cavareggio. Siamo comunque là, questo è il bello, mi sembra che abbiamo trovato il giusto compromesso per il momento. Mamma mia, queste però devo veramente riallenarmi a farle bene, erano le mie curve una volta qui ad Austin. Devo salire tanto col personaggio ragazzi, è un pilota che è più scarso di Rosy Binder. Dov'è la mia Rosy Binder? Stiamo recuperando su Borgia però, Stiamo recuperando su Rodrigo Borgia. E Chicken anche. Dai che stiamo prendendo il ritmo, dai che il Cume prende il ritmo, abbiamo Soldolori. Giandu 8 e Bastardini. Dalla finestra, molto bene. Si ricomincia ragazzi, si ricomincia. Anche Zeman che è Foggia ragazzi, chiaramente se penso a Foggia penso solo a Zeman, alla Zemanland degli anni d'oro. Mamma mia Borgia, non è lontano Borgia, non è lontano, solo che devo stare attento raga perché
possiamo spingere la nostra belva. Se vado più veloce con fisica profi, questo comunque è assurdo, raga, questo è veramente assurdo. Ok, dai che non stiamo girando male. 2.22, 2.22, un andronone dietro a 1.5. Dai che Rodrigone ce lo becchiamo. Suzuki ve lo succhi. Mignolo, eccoli qua ragazzi, tutti qua. Questa è la mia curva, si comincia a prenderla bene, sono dolori per gli avversari. Attenzione, adesso lotta con Rodrigo, lotta con Borgia. Attento, come attento che nelle lotte rischiamo tanto. Mamma, lotta con Rodrigo. Lotta epica. Dovrei trovare nomi sempre originali ragazzi, devo trovarli insieme. Grande, Bulega, Caviale, Beluga, Bulega. Ecco, Marco Bezzecchi per esempio, il Bezze. Come lo chiamiamo il Bezze? Bazzecco le Bezze? Con Flames, no, sono tornati, siamo quarti comunque. Questa è bruttina, attenzione. Bazzeco le Bezze. E le Bazzecche, ma non mi ispira tanto. Il Buzz Lightyear ragazzi. Dai che sarebbe bello beccare il podio, ma stiamo guidando bene adesso ragazzi. Piano piano il talentissimo. Però dopo c'è il final lap ragazzi, il final lap mi preoccupa sempre. Le gomme non capisco, le gomme sono un po' consumate. Vai Vettel. Proviamo, c'è un podio che svolge a vedere incredibile la prima gara, però cane Mar, sì, perché proprio seguo poco la Moto 3. Boom, final lap per un podio che è quasi impossibile. Neanche tanto qua. Buzz Lightyear va lento Lightyear. Occhio, piccolo Bume. Mamma mia, sei vicino. Però ho un po' paura, sono onesto, un po' paura di Lightyear. Molto bene, base terzo, io quarto. Come che sta tornando piano piano a piccoli passi, ma obesoidi, dai, devo fare la staccata di là, però se sbaglio sono dolori più. Lightyear contro Veneziano contro Lightyear, con Rodrigo a 2.5, avevo massacrato Rodrigo, mamma mia, il Borgia non esiste più. Piano, no, sto rischiando. Mamma mia ragazzi. No? Si riprova su. No, sei uno stronzo. Cosa fa Lightyear? Cade Lightyear. Ragazzi, ero fermo. Cioè, ero fermo ragazzi. Ha fatto tutto Lightyear, raga. Siamo terzi, porca miseria. Crollo di Lightyear. Ero sulla mia posizione, mi è venuto addosso e poi ho fatto la scodata nordica. La scodata no? No, come non fare cappello. Mamma mia, siamo terzi. Mamma che podio. Possiamo già alzare il livello forse. Si può già alzare.
Aaron Canet vince Cabaret, per noi podium incredibile. Very good. E festeggiamo ragazzi, festeggiamo. È altamente... E si festeggia, la classifica la vediamo alla fine delle due gare. Qualificazione difficile, 22esimo posto, ero tipo 10º fino a un certo punto, poi negli ultimi minuti ho perso un sacco di 10 punti di posizione. Vai. Per recuperare in gara raga, sappiamo che sono così, ho sviluppato la prima parte del motore, quindi il primo vaffancuore, perché siamo animali da gara, lo recupereremo in gara, lo so, è una sensazione meravigliosa che faremo sicuro. Siamo già 20esimi, intanto c'è già un Toyota davanti. Molto good, molto good. L'obiettivo è arrivare decimi in campionato, quindi ce la possiamo fare, ha preso un bel podio. Manca la prima pole, ma la prima pole la faremo forse tra 30 anni. Abbiamo McChicken, Masia, Masia come lo chiamiamo? Non lo so. Attento come. Ma la caduta di Lightyear ragazzi, incredibile. Già un bel distacco però dal 15esimo al 12esimo. Sappiamo che le qualifiche contano un pochino, però non deprimiamoci. Diciamo che Jerez è una gara così, ho bisogno della moto migliore per fare bene Jerez della frontiera, però c'è tempo. 5 giri no qua per guardare la mappa, porca miseria. Siamo in Moto 3, si può recuperare, magari non podio però devo prendere un po' le misure ragazzi, ci vorrà ancora un po'. La curva Lorenzo ce la faccio lentissimo sta curva, mamma mia, sta curva è veramente un cioccolataio beige. Mi massacrano però sviluppo alla grande la velocità massima, poi accelerazione, anche se la possiamo, diciamo, sa che è più difficile da tenere in pista, pazienza, voglio una moto veloce. Dai, non sto girando malissimo, non riesco a prendere il ritmo, in questo momento solo un punto, cavolo, dai, un momentino, però pago una qualifica veramente oscena. Sono tutti là, ne supero uno, ne supero 50. Devo indovinare una curva, devo indovinare, non devo farla molto più veloce rispetto almeno quelli i primi 3-4 davanti. Ma non ne ho qua, non ne ho. Bruttissima questa, molto male. Siamo molto discontinui raga, siamo molto discontinui. Sto rischiando anche di perdere l'unico punticino che posso conquistare. No good, no good. Andiamo lenti. Un po' di più, però ho paura di cadere, cavolo. Siamo più vicini adesso, dai che magari alla distanza veniamo fuori. Anche in accelerazione però perdiamo tanto su queste moto, mamma mia. Non dico che la moto della Chicco, però è della Clementoni, ecco. Clem.
Dai, qualche posizioncina, magari non dico tanto, qualcosa. Un po' rischiato, e lo supera con una sportellata, ma lo supera. Questa è la moto, ragazzi, soprattutto la Moto 3. Arrogante, il Kuma è molto arrogante qua. Kuma è arrogante. Vabbè, ciao. Bastava fare una qualifica leggermente migliore, magari lottavamo per la settima, ottava piazza magari, che non era male. Dobbiamo arrivare almeno decimi in campionato, quello mi interessa, questa moto va bene così. Dopo qualche gara favorevole la facciamo da podio, sono convinto, l'abbiamo già fatta ad Austin, non vedo perché non rifarla. Noi miglioriamo andando avanti. McChicken, questa è bruttina, perché lo possiamo superare. Piano, piano, questo è un buon sorpasso, buon internazzo. Qui c'è Borgia, di nuovo Borgia, ora è già più lontano. Il quarto giro, penultimo giro. Potrei fare anche 2 anni in Moto 3 comunque, per prendere veramente bene le misure e poi andremo tutto già con un bel punteggio anche di giocatore. Qua forse vedo un po' troppo veloce, no forse stacco ancora presto però, stacco ancora presto per i miei gusti. Qualche altro numero, no, mamma mia, qua l'ho rischiata veramente tanto, era persa qua Fioi, bastava fare una qualifica un po' più decente, ma porca miseria, con una qualifica così non puoi pretendere tanto, non ho una moto performante ancora, però mi sto divertendo. Ultimo giro, final lap. Gilbert Arenas, ragazzi, abbiamo un gioco di basket, ragazzi. Abbiamo Gilbertone Arenas. Anche Rodrigo, vedi, ho bisogno, per una gara del 50% recuperavo altre posizioni, secondo me. Proviamoci, su Rodrigo non è impossibile superare Rodrigo, Se non faccio cagate lo possiamo superare Rodrigo. No, ecco la cagata, ecco il cagatone, riesco a riperdere che posizioni. Che le gomme mi stanno abbandonando. Mi supera Gianduiotto, maledetto. Un po' di difficoltà con le gomme. Riprendiamo quello che è nostro, no, lo riprende Gianduiotto. Va bene così, possiamo pretendere di arrivare sempre terzi, però ha poco senso, no. A questo livello con la fisica pro ci sta. Cerchiamo di rimanere almeno 14esimi, grazie. Allora, ci rivediamo qua il prossimo anno, vediamo se va così. Secondo me con qualifiche più normali potevo arrivare settimo, ottavo qua. Questa è la sensazione mia, dopo che ma lì sparo cagate a nasco, però dopo che ho pagato alla fine anche le gomme, un po' di paura. Non è un gran piazzamento, però va bene, dai, meglio di niente, 2 punticini meglio di niente. Pazienza, devo prendere la mano, raga. Dai, non incazzarti vecchio, dai, va bene. C'è di peggio nella vita. Mentre il parco chiuso comincia a popolarci la classifica, vediamo
Andiamo a dare uno sguardo 100 punti alla per classifica Cabaret, Veneziano finale decimo, siamo in della piena lotta per il nostro obiettivo. Vediamo qua come siamo messi con livello pilota. Ok, livello 49, 40, tutto 49. Va bene, va bene. Sicuramente non è il risultato che si sarebbe Vabbè, pian pianino, Beppe. Piano, piano, piano. Io non ho fretta di diventare fenomeno, se no ci annoiamo subito se vinciamo tutto. È natura di balle. Raga, un salutone dal commentatore veneziano. Adesso veramente mi sto divertendo. Prima un leggermente meno. La prossima tappa del mondiale è Le Mans e Mugello. Al Mugello si può fare una grandissima gara. Ciao!